ci andavamo in giro a dire che bisogna lottare per il lavoro, per l'ambiente, come fanno adesso questi ragazzi del non MUOS, che fanno bene a tenere questa mobilitazione, fanno bene a tenere questa mobilitazione, perché noi raggiungiamo i successi anche grazie alle lotte popolari che si fanno. E questa rivoluzione non può fermarsi a Gela, a Palermo, a Catania, a Messina, deve valicare lo stretto e deve arrivare a Roma, deve arrivare a Bruxelles, perché noi abbiamo bisogno di una Sicilia che oggi diventi modello di rinnovamento per il Paese. Guardate, sono contento perché questa battaglia che noi stiamo portando in Sicilia e porteremo nel Paese è nata qui, in questa città che deve essere orgogliosa di aver avviato una grande lotta che non ha precedenti. Abbiamo revocato in pochi giorni 10 appalti al ditte mafioso e può essere che non se ne accorgeva nessuno che la regione lavorava con le imprese mafiose che gestivano milioni di euro, nessuno se ne accorgeva prima che arrivasse il governo Crocetta. Abbiamo cominciato a mettere ordine dentro questa regione. In 3 settimane abbiamo chiuso quella programmazione europea, 6 miliardi di euro che il governo lombardo non riusciva a chiudere da 4 anni. L'abbiamo chiusa in 3 settimane. 3 settimane. E guardate che in questa programmazione ci abbiamo messo le cose che contano. Ci abbiamo messo tutti i porti della Sicilia. Naturalmente ho pensato ai porti di Termini Imerese, Marsala, Augusta e via dicendo, ma ho anche pensato al porto di Gela, 75 milioni di euro che saranno appaltati a giugno. E il porto sapete che significa? Significa che sarà un'occasione di sviluppo incredibile per questa città. Ma partiremo da una cosa che vi piacerà veramente molto. Partiremo dal pontile. E la ditta che dal pontile Sparcannone è sempre lì interrotto senza motivo, non si sa perché, è la ditta che si prende questa concessione, aggiusterà il porto senza spendere un soldo né per il comune né per la regione. Ci stiamo lavorando già da adesso. Mi è venuta l'idea, una pensata, perché non incominciamo i collegamenti con Malta, con la Tunisia e cominciamo a veicolare il turismo anche in questa zona. Ho parlato con un armatore, l'armatore è pronto a venire, dice il porto è insabbiato, sono intervenuto col ministro, il porto si comincia a togliere la sabbia e comincerà a essere attivo. Quest'estate ci saranno i collegamenti turistici con Malta, tra Gela, Lampedusa, Gela e Tunisia. Mi pare una cosa semplice, no? Abbiamo finanziato il completamento della Siracusa-Gela e già stiamo progettando fino a Marina di Ragusa, per cui il prossimo tratto partirà da Gela per avvicinarsi verso Comiso, verso questo aeroporto. Anche questo mi pare che sono tutti segni di affetto per questa comunità. Abbiamo finanziato le zone franche urbane. In Sicilia c'erano 17 zone franche urbane ammesse, il CIPE ne dichiarava ammissibili solo 3, Gela era al primo posto, ma questi soldi non arrivavano mai. Ho fatto finanziare la zona franca urbana di Gela che partirà, ma ho fatto finanziare le zone franche urbane di tutte le altre 16 città siciliane. Penso per tutta la Sicilia, come deve fare un vero presidente. Abbiamo finanziato Gela, ma c'entrerà il Librino, c'entrerà Barcellona Pozzo di Cotto, perché nelle zone franche urbane potranno realizzarsi attività dei giovani, degli imprenditori,
facile fare impresa, negli altri 5 anni non pagano il 50% delle tasse, mettiamo un meccanismo di sviluppo vero. Stiamo approvando il piano regolatore di questa città, fatti concreti, il piano regolatore che aspetta la stessa norma che finalmente anche la possono costruire anche i poveri normalmente, mentre i poveri dovevano costruire abusivamente e i ricchi sempre con l'approvazione del piano invariante. Questo è un cambiamento, no? Stiamo facendo una battaglia che è difesa della Sicilia e della sua autonomia. Le imprese che lavorano in Sicilia dovranno rispettare l'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana, che dice che le imprese, anche laddove hanno una sede legale altrove, debbono pagare le tasse in Sicilia se operano in Sicilia. Noi ci perdiamo 1,5 miliardi. Le grandi imprese colonizzano la Sicilia. Le grandi imprese colonizzano la Sicilia. Ci lasciano i fumi, i campi, l'inquinamento e le tasse le pagano a Milano. E questa storia deve finire e abbiamo aperto l'avvertenza col governo nazionale. Così come abbiamo aperto un'avvertenza sulla pesca. Oggi ho sentito il ministro della pesca che ce l'aveva col mio assessore alla pesca che aveva fatto i provvedimenti in cui autorizzava la pesca delle novellate anche in Sicilia. Piccoli pescatori con le barche. Io l'altro giorno ho incontrato a Palermo un ragazzo universitario, una faccia particolarmente vivace, intelligente. Era commosso, quasi piangeva, mi diceva: sono figlio di un pescatore di Ustica. Io stavo rischiando di abbandonare l'università perché mio padre non mi può più mantenere all'università. Da 2 anni è fermo. Adesso con il provvedimento che voi avete autorizzato la pesca, mio padre ha preso la barca, ci ha fatto la manutenzione, l'ha pitturata ed è andato al mare, come hanno fatto gli altri pescatori di Ustica che sono felici. Subito dopo è arrivato un ministro di questo governo che viene a dire: voi non lo potete fare. Allora io ho chiamato questo ministro e gli ho detto: siete voi che non lo potete fare, perché voi non potete ridurre in miseria il popolo siciliano, la pesca, l'agricoltura, i lavori che non vanno avanti, i nostri giovani che sono costretti a andare avanti. E voglio ricordare al governo nazionale che sulle decisioni, intanto che sulla pesca la Sicilia ha competenza esclusiva e quindi siamo noi che dobbiamo legiferare. Ma voglio ricordare anche che nelle decisioni che attengono la Sicilia il governo deve chiamare il Presidente della Regione con rango di ministro. Io voglio essere chiaro su questo, voi lo sapete, io sono una persona semplice, amo farmi chiamare da tutti voi Rosario, però da questo governo che attacca il Mezzogiorno e la Sicilia voglio essere chiamato signor Presidente, onorevole Ministro, come prevede lo Statuto, come prevede lo Statuto, come prevede lo Statuto. Allora su questo cominciamo un cammino di un'autonomia vera. Abbiamo messo in campo il patto dei sindaci. Il comune di Gela è fra questi, il comune di Sceve è fra questi, il comune di Mazzarino è fra questi, il comune di Licata è fra questi, il comune di Vittoria è fra questi. In questo comprensorio si apre un progetto di 120 milioni di euro che vengono finanziati tutti dalla comunità europea e creano in questa zona 1200 posti di lavoro e li abbiamo fatti in tutta la Sicilia, li stiamo avviando. 18.000, 20.000 posti di lavoro in Sicilia, 5 miliardi e mezzo di euro di investimenti. Abbiamo cominciato una trasformazione senza precedenti della macchina regionale. Prima è toccata alla formazione. L'altro giorno ero con Antonio Presti a Castel di Tusa e abbiamo incontrato dei lavoratori che festeggiavano in un ristorante, ma hanno detto: Presidente, ci vogliamo fare una fotografia, stiamo festeggiando. E io gli ho detto: perché festeggiate? Siamo lavoratori della formazione, festeggiamo che abbiamo preso lo stipendio grazie a lei, perché prima da 12 mesi non ci pagavano.
Questa è civiltà, è conquista nuova di fare rispettare i diritti dei lavoratori. La formazione è l'affare delle mogli dei deputati regionali in Sicilia e dei dirigenti della regione. È una vergogna, milioni di euro che si sperperano e finiscono in poche tasche e i lavoratori non vengono pagati. E i precari dovevano essere licenziati tutti secondo lo schema di Lombardi per risparmiare. Io mi pregio che quando sono andato via da sindaco di questa città non ho lasciato un solo precario. Tutti i precari sono stati assunti al comune e intendo onorare questo impegno anche alla regione siciliana. Allora cambiamo seriamente, stiamo cominciando a fare solidarietà sociale, sviluppo, solidarietà sociale, ma anche legalità. Sapete quanto sono le pratiche che attendono al territorio ambiente? 3.000! 3.000! Sapete che significa? Che ci sono 3.000 aziende in Sicilia che non possono lavorare perché al turismo, se non dai la tangente, non esce fuori l'autorizzazione. E si chiamavano signor 10.000, signor 20.000, signor 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 euro per un'autorizzazione. E il CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, hanno un servizio che devono fare di vigilanza. Sapete cosa ci vogliono? 3 camionette e 6 operai. Gli operai ne hanno 480, le camionette dice che non ce l'hanno. Mi sono informato, costano 3.500 euro al mese. Sapete quanto costava questo servizio dato a un'impresa mafiosa che abbiamo cacciato? 12 milioni di euro l'anno. Vedete come siamo generosi con la mafia? Naturalmente una regione così che fa. Allora che è successo? Che successivamente noi abbiamo, il dirigente ha detto, visto che il servizio è indispensabile, ha affidato a sommergenza altre 3 imprese. Io dico, vabbè, siccome questi non l'hanno capito, prima l'impresa mafiosa, poi la regola dell'appalto, adesso se ne va il dirigente che si chiama Frisone e così abbiamo risolto il problema. E ve lo posso raccontare qualcosa che anche fa ridere, invece c'è da piangere. Per esempio la gara dei pannoloni. A Palermo si sono inventati una gara per 45 milioni di euro di pannolone. Sapete quanto costa un pannolone al supermercato? 3,99 euro. Sapete quanto ce ne sono? 30, 45 milioni di euro. Uno dice, ma che c'è? Tutta Palermo Cadirrea. Io dico, non so, sarà a mezza, c'è da scappare a Palermo. Invece i palermitani sanno benissimo e sono anche per la gente. Quando ho visto che lo stesso dirigente, Nello Di Pasquale, a Ragusa, sai quanto ne ha fatte la gara dei pannoloni? 85 milioni. Allora tutte queste cose le capiamo. Oggi abbiamo revocato una gara di 145 milioni di euro per l'assicurazione. Ma dove sta il trucco? Guardate, il trucco sta in questa cosa. Se io faccio 145 milioni di euro di assicurazioni, perché ci vogliono in 3 anni quell'azienda deve aver fatto assicurazioni per 145 milioni. In Sicilia chi c'è? Nessuno. Chi c'è in Italia? Nessuno. Chi c'è che lo può fare in Europa? 2 sole aziende, 2 Lions in Inghilterra. Allora questo com'è? Un appalto libero o è un appalto indirizzato? Ma anche quello dei pannoloni, 85 milioni di euro, 45 milioni, ci sono solo 2 multinazionali in Svizzera. Appalto, voi dite che è regolare? Noi siamo Lucia Borsellino, siamo andati a denunciare, guardate è stato duro anche con Lucia, perché io gli ho detto Lucia vado solo io a denunciare, e lei mi ha detto no, io vado a denunciare perché voglio fare come avrebbe fatto mio padre. E guardate, questa è una bella cosa, ma è questa la Sicilia, perché guardate, questi lavori, la maggior parte dei soldi finiscono all'estero. Allora io vi ho detto, dobbiamo cominciare a bloccare queste gare, perché se uno se ne va a comprare i pannoloni dalla farmacia, fa lavorare le farmacie. Se uno fa l'assicurazione piccola, lavorano le assicurazioni siciliane e noi creiamo lavoro. Se creiamo i piccoli appalti, lavorano i piccoli e medi imprenditori. La prossima programmazione europea si fa non per immobilizzare centinaia e milioni di euro nella programmazione che non si svolge mai, ma si fa per una riqualificazione urbana delle città siciliane e facciamo lavorare i giovani e le imprese siciliane e riqualifichiamo queste città. Il librino è un quartiere criminale, no? È criminale,
queste condizioni, è di questa che ci dobbiamo cominciare a liberare. E allora cominciamo un percorso nuovo. Noi riqualificheremo tutte le città della Sicilia e faremo interventi. E il Nuos, con Mariella Lobello, abbiamo avviato l'avvio di sospensione del procedimento. Abbiamo detto bloccati i lavori e gli americani hanno proseguito. Gli americani procedono i lavori e allora ci siamo detti, chiediamo al Tribunale di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile che vede l'obbligo che la magistratura vada a bloccare i lavori. E noi ci siamo costituiti contro la Marina Navale degli Stati Uniti. Ma scusate, oltre gli atti che abbiamo fatto, che dobbiamo fare? La guerra agli Stati Uniti? Ma con chi la faccio questa guerra? Con i forestali armati? Non ho capito. Noi chiediamo assicurazioni sulla salute e rispetto ai cittadini, ai grandi gruppi, Eni eccetera, devono cominciare a investire e devono cominciare a rispettare l'ambiente. Bene, vi faccio l'ultima battuta e poi concludiamo. L'altro giorno per caso, perché lì alla regione, altro che comuni che ne la mandammo, comuni, allora scopro un capitolo di spesa, 500 milioni di euro per le ditte Lauricella. E io dico, ma come dico? Se l'avessimo fatto un comune l'avessimo arrestato, come si fa a fare un capitolo di spesa a favore di una ditta? E sapete che fa? Affitta gli uccelli della presidenza, cioè dal 1954 gli uccelli del parco della presidenza sono affittati a 500.000 euro all'anno. Questo sì che significa saperci fare. Allora io che ho fatto? Ho scritto ieri una lettera e ci ho scritto: caro signor Lauricella, da questo momento in poi è diffidato di entrare nei giardini del palazzo d'Orleans per non disturbare gli uccelli della presidenza. Io vi voglio fare un appello. In Sicilia oggi è chiaro, ci sono i poteri forti, quelli di sempre, che vogliono il potere di sempre, governare allo stesso modo. Questa presidenza ha avviato un percorso senza precedenti, che sta cambiando la Sicilia. Allora noi abbiamo una possibilità. Abbiamo avviato una rivoluzione, questa rivoluzione la va continuata. Una rivoluzione senza precedenti in Sicilia. Allora io credo che il primo orgoglio sia quello di essere genesi e di pensare che questo presidente va sostenuto, perché ci vogliono bloccare il cambiamento. Questo Presidente va sostenuto, va dato questo segnale all'Italia e all'Europa e ai gruppi del malaffare. E da Gela deve venire la risposta più grande. Guardate, al Senato ritrovate questa lista, il megafono, basta fare una crocetta sulla lista crocetta, una crocetta sulla lista crocetta. Abbiamo fatto una cosa grande, guardate. Di fronte alla Sicilia, quando si parlava della Sicilia diceva mafia, come si diceva in Gela. Oggi si dice invece che la Sicilia è esempio per il Paese ed esempio in Europa. E voi dovete essere orgogliosi, cari amici celesi, che questa rivoluzione l'avete cominciata voi e io debbo tutta a voi. Io sarò sempre Rosario Crocetta, una persona semplice che combatte e vuole essere vicina alla sua città, ma vuole essere oggi fare un grande servizio a questo popolo siciliano e che oggi alza la testa e dice: siamo orgogliosi di essere siciliani, non siamo noi la mafia, noi siamo il popolo che ha lottato la mafia. Borsellino, Falcone,
Dottore Colombo, si ricorda di me? Sì, come va? Ma come, non di più, non ci interessa io, lei? Tu giorni mia? Sì, lì sì. Insieme.